ha aumentato le ingiustizie, ha generato nuove povertà, ha prodotto emarginazione e solitudine. Le angosce si annidano in tante famiglie. Anche nel discorso del suo insediamento il presidente Mattarella rivolge il primo pensiero alle conseguenze della crisi e al drammatico quadro in cui versa il paese. Un discorso di 30 minuti interrotto da 42 applausi, seguito con attenzione anche dai candidati a seggio più alto di Palazzo Balbi. Zaia, che è a Roma, nota subito l'assenza del tema che più gli interessa, l'autonomia. Alla Camera si sta modificando la Costituzione, svuotando letteralmente di competenze le regioni, introducendo una clausola di supremazia statale e quindi riportando in auge il centralismo. Spero che questo Presidente non sia un centralista ma sia un federalista, però dal discorso qualche dubbio mi viene. Alessandra Moretti invece si sofferma sulla partecipazione del Capo dello Stato alle problematiche del Paese. Quando il presidente Mattarella si è riferito in particolare ai giovani e alle imprese in difficoltà, dice: «Ho pensato alle persone che sto ascoltando durante il mio viaggio. C'è grande voglia di ripartire, sento ancora più forte il dovere di dare al Veneto un orizzonte di speranza e far sì che le promesse non rimangano più inattese». Non negativo ma attendista infine il commento del pentastellato Berti. Stringato, condivisibile, assolutamente condivisibile. Adesso però siamo molto curiosi di vedere come si comporterà nei confronti di certe riforme che ci vedono estremamente contrari.